Mi tolgo la barba per far vedere che sono io. Sì, sì, è una giornata di divertimento all'insegna certamente del Natale, anche un po' di sport, ma soprattutto del divertimento e della solidarietà, perché ricordo che il ricavato andrà destinato alla Città della Speranza. Ringrazio le associazioni sportive che si sono messe a disposizione, quindi i RID, Corri Treviso, Nicola e la Silvia, gli organizzatori, insomma ringrazio davvero questa grande comunità che si è messa in moto per una giornata di divertimento. Saluto anche tutti quei trevigiani che dovevano essere qui ma sono a letto con l'influenza e gli auguro buona guarigione. Ecco, Babbo Natale è colui che porta i doni. Il sindaco vestito da Babbo Natale che doni porta a Treviso e ai trevigiani per questo Natale e per il 2024 che sta per arrivare? Ma portiamo tanto impegno, tanta passione, tanta onestà. Ovviamente portiamo anche progetti importanti per la città, ma soprattutto portiamo vicinanza alle persone che sono più in difficoltà, quindi penso a chi ha difficoltà con la casa, a chi ha difficoltà di lavoro, a chi ha difficoltà di salute. Ecco, la nostra priorità, i nostri regali principali vanno a quella fascia di popolazione che è un po' più in difficoltà rispetto alle altre, ma ci sarà un regalo un po' per tutti perché la città sta crescendo sotto tutti i punti di vista.